25 novembre, giornata dedicata alla violenza contro le donne. Un momento di riflessione contrassegnato dal colore rosso della passione, la panchina, le scarpe con tacco, ma anche del sangue, che analogamente a tante altre ricorrenze impone una presa di coscienza nei confronti di una piaga. 11 le donne uccise in Veneto nel 2002, ma impressionante al nord-est anche il dato della provincia autonoma di Trento, dove il questore nel solo 2021 ha diramato un ammonimento ogni 2 giorni per minacce o violenze di genere, che fortunatamente la società del terzo millennio ha contribuito a rendere manifesta, perché i soprusi e le ingiustizie di questo tipo non sono certo una novità degli anni 2000. Travagliato e sofferto, il percorso storico di emancipazione femminile ha letteralmente ribaltato il ruolo in rosa, come dimostrano oggi figure quali Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Christine Lagarde, Giorgia Meloni, soltanto per citarne alcune, anche se il rovescio della medaglia propone realtà come l'Iran, dove le donne non sono solo nascoste nei capelli o peggio, pensiamo al burqa, ma perseguitate e soppresse nel nome di una patriarcalità che il mondo arabo o più estesamente islamico non riesce ancora a sradicare. Sempre più importante la presenza femminile tra le forze dell'ordine, carabinieri, guardie di finanza e polizia. Proprio la Madama, come veniva chiamata un tempo, Polizia di Stato dal 1981, ha allestito un banchetto per la distribuzione di materiale informativo. L'impegno delle forze dell'ordine è massimo sul punto, non a caso aumentano i numeri relativi agli ammonimenti del questore e ci tengo a sottolineare come sia più importante il momento della prevenzione rispetto alla repressione. Poi si interviene quando è troppo tardi, quindi è chiaro che il momento preventivo è il momento più significativo e richiede una rete quindi che è fatta di forze dell'ordine, che è fatta di centri di assistenza e di accoglienza, diciamo, per le donne che vivono una situazione di sofferenza. Evidentemente questa attività forte sotto il profilo della prevenzione che stiamo producendo ancora non basta. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo cercare la collaborazione anche di altri enti e associazioni, perché è un fenomeno complessivo che non può essere arginato soltanto con l'impegno delle forze di polizia, che pure ce n'è tanto sotto questo profilo. È chiaro che oggi parliamo in particolare della violenza sulle donne, però mi piace essere più a 360 gradi, nel senso che la violenza fa male, la violenza non deve essere un esempio per i nostri figli e quindi dobbiamo fare di tutto per prevenirla e per combatterla, perché credo che quella sia la direzione. Poi oggi un occhio particolare lo diamo al genere femminile, che sicuramente ha delle criticità, i numeri sono spaventosi anche se sono in diminuzione, dobbiamo lavorare moltissimo da questo punto di vista e soprattutto credo che siamo ancora distanti dal fatto di denunciare questi fatti, nel senso che purtroppo non tante donne ancora denunciano i fatti che possono accadere, e di questo è l'invito ultimo, perché prima è compito nostro cercare di migliorare la situazione, però l'invito finale è quello di dire che la denuncia è importantissima, perché dà la possibilità alle forze dell'ordine di lavorare sempre nell'interesse della città.